A fine maggio quasi 4.000 persone firmarono e consegnarono in regione una petizione contro il trasferimento dei servizi sociosanitari dal Giustinian di Venezia. Meno di un anno dopo, il mantenimento di un presidio sanitario in Sestiere di Dorsoduro è messo nuovamente in dubbio. Su proposta della Regione Veneto, il Giustinian potrebbe infatti trasformarsi nella sede dell'Autorità Europea Anticorruzione. Posto che la candidatura della città ad ospitare un'importante istituzione europea vede tutti d'accordo, il Partito Democratico si chiede perché per ospitarla si debba smantellare proprio un presidio sanitario. Candidare Venezia per la realizzazione degli uffici dell'anticorruzione è una scelta che appoggiamo, ma questo non può andare a discapito dei servizi della città. Per questo riteniamo che smantellare i servizi del Giustinian sia un errore. Da anni chiediamo anche come Partito Democratico di potenziare invece i servizi del Giustinian, proprio perché Venezia ha bisogno, ha necessità di una sanità e dei servizi diffusi proprio per la sua peculiarità. Sulla stessa linea anche la CGIL di Venezia, che assieme al sindacato dei pensionati e della funzione pubblica appoggia la candidatura di Venezia ad ospitare un'importante istituzione europea, ma non a scapito dei servizi sanitari. A Venezia peraltro non mancano certo gli spazi, un'area enorme come quella del mercato di Rialto, ad esempio, prossima ad essere abbandonata dal tribunale e sulla quale non c'è ancora idea della futura destinazione. Anche il Comune chiederemo in questi giorni con un'interrogazione di intervenire al più presto in sede regionale per chiedere che non vengano cancellati i servizi, perché questi servizi servono alla cittadinanza attuale, ma soprattutto ai residenti che dobbiamo riportare in questa città. In questo modo, smantellando i servizi, si cancella anche la vita dei residenti e il futuro di questa città.